Benvenuti a Oltre il Mistero. Un saluto davvero caloroso a chi ci ascolta oggi. Allora, immaginiamo per un momento di trovarci in un ufficio governativo alla fine degli anni 40, d'accordo? Mhm. Un ambiente sicuramente molto molto inquadrato. Esatto, super rigido. Il compito lì è catalogare aerei, analizzare rotte, registrare insomma le anomalie del tempo atmosferico. Tutto ha una sua casella ben precisa, tutto codificato. Tutto rassicurante, in un certo senso. Fino a quando, ecco, sulla scrivania non arriva un rapporto ufficiale, magari firmato da militari pluridecorati. E questo rapporto descrive un veicolo senza motore visibile, senza ali, che fa manovre fisicamente impossibili nel silenzio più assoluto. Una bella anomalia da gestire, sì. Non c'è una casella per quello. Davvero. Cioè, come si cataloga una cosa del genere? E oggi analizziamo proprio questo. Abbiamo tra le mani un fascicolo militare declassificato di quegli anni. E la missione di oggi è esaminare i dati grezzi, quelli freddi, burocratici, sui fenomeni anomali non identificati. Quelli che oggi chiamiamo WAP, esatto. Proprio loro. Vogliamo comprendere la reale veridicità di questo fenomeno, tenendoci però lontani da ogni sensazionalismo. A chi ci ascolta e magari scuote la testa pensando a qualche storiella di fantascienza, chiediamo di sospendere il giudizio. Anche perché, ecco, il punto di partenza imprescindibile è il contesto storico. Ci troviamo in una finestra temporale critica, tra il 1947 e il 1948. Anni piuttosto caldi. Ed era entrato prepotentemente, oserei dire, nell'era atomica. L'aviazione stava affrontando una metamorfosi pazzesca. Dalle eliche ai jet, giusto? Esatto. I motori a reazione stavano soppiantando le vecchie eliche, iniziava a prendere forma la guerra fredda e, insomma, il cielo non era più solo uno spazio da attraversare, era un potenziale fronte di attacco. Quindi un oggetto sconosciuto lassù non era folklore da bar. Assolutamente no. Rappresentava una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale. Poteva essere, sai, una nuova arma sovietica. Ogni traccia visiva andava analizzata con un rigore, oserei dire un pragmatismo spietato. Ok, analizziamo la cosa, perché c'è qualcosa che stona, o meglio, che affascina tantissimo leggendo queste pagine. C'è il contrasto, immagino. Esatto. Il contrasto netto tra la struttura burocratica e il contenuto. Abbiamo questa burocrazia militare rigidissima, moduli prestampati, checklist infinite e quella scritta declassified, bella grande ovunque. Sembra la modulistica per una contravvenzione. Perfetto. È come prendere il blocchetto delle multe di un vigile urbano che è fatto per segnare targa e modello e usarlo per descrivere una tecnologia incomprensibile. Si tenta di incasellare l'impossibile in parametri normali. Velocità stimata, quota, direzione, colore. Esatto, ma qui voglio fare l'avvocato del diavolo. Non potrebbe trattarsi semplicemente di piloti molto stanchi. Eravamo all'alba della guerra fredda, la tensione era alle stelle. Non è plausibile che l'ansia abbia giocato brutti scherzi alla percezione umana. Allora, lo stress è un fattore umano, innegabile, certo, ma questa ipotesi crolla se consideriamo il calibro dei testimoni. Testimoni qualificati. Molto qualificati. In particolare quelli legati al Muroc Army Airfield, in California. Quella che oggi è la Edwards Air Force Base, la base per eccellenza. Proprio quella, il santuario della sperimentazione aeronautica americana. L'8 luglio 47, il tenente Joseph McHenry nota due oggetti dall'aspetto metallico e argentato. La scheda riporta 6.000 piedi di quota. E a che velocità andavano? Circa 300 miglia orarie. Ma l'aspetto cruciale è che questi oggetti compiono una traiettoria circolare strettissima. Aspetta, 300 miglia orarie, stiamo parlando di quasi 500 km l'ora. Esatto. Una velocità gestibile per i caccia, ma fare un cerchio chiuso così stretto a quella velocità, un aereo convenzionale faticherebbe enormemente a sostenere quella dinamica senza stallare. Wow! E la cosa importante è che il caso di McHenry viene confermato da altre fonti indipendenti sul posto. C'è un dettaglio però che rende tutto ancora più stringente. Il giorno prima, il 7 luglio, c'è la testimonianza del maggiore J.C. Wise. E lui non era un pilota qualsiasi, era un pilota collaudatore. Una figura chiave, sì. Wise segnala una sfera bianco-giallastra tra i 10.000 e i 12.000 piedi e si muoveva controvento a oltre 200 miglia orarie. Ora, tornando al mio dubbio sulla stanchezza. O magari l'ipossia. Esatto.
Un pilota collaudatore è addestrato in modo quasi disumano a mantenere la lucidità, no? Il suo strumento di lavoro è la precisione visiva. Sì, un collaudatore deve stimare distanze e assetti in frazioni di secondo, ne va della sua vita. Quindi pensare che un professionista del genere si sbagli scambiando magari un pallone aerostatico alla deriva per una sfera che va dritta controvento, è altamente improbabile. Assolutamente. Il loro addestramento serve proprio a escludere le illusioni ottiche. E a questo si aggiunge un altro caso a Muroc, il maggiore Richard Schupp, capo di un reparto tecnico. Cosa ha visto lui? In pieno giorno ha osservato per un periodo dai 5 agli 8 minuti un oggetto color alluminio. 8 minuti. E il documento descrive una sorta di oscillazione nel movimento e poi assoluta assenza di rumore. Niente motori. Niente motori, nessuna scia di condensazione o di scarico. 8 minuti di osservazione continua da parte di un tecnico. Eliminano del tutto l'ipotesi di un riflesso momentaneo, ecco. Chiaro, ha avuto tutto il tempo di mettere a fuoco la situazione. Esatto, di cercare punti di riferimento nel cielo. Ciò che è affascinante qui è che la veridicità del fenomeno WAP inizia a fondarsi sull'autorevolezza tecnica di chi lo osserva. Questo livello di competenza smonta tante spiegazioni comode. Ma la cosa pazzesca è che non succedeva solo in California, nello spazio aereo super controllato. No, infatti è un fenomeno molto più diffuso. Spostiamoci in Oregon, zona di Portland, il 4 luglio 47. C'è una sequenza di segnalazioni incredibile e coinvolge anche figure esterne alle basi militari. Sì, un momento di altissima attività. Ad esempio c'è questo poliziotto, Kenneth McDowell, che nota 5 oggetti a forma di disco. Andavano velocissimi verso sud, con quel movimento, quell'oscillazione e nel silenzio più totale. Un po' come il caso di Schupp. Esatto. Molto simile. E poi c'è Earl Patterson, un ex pilota diventato poliziotto, che descrive un disco color alluminio e lo definisce, e cito, la cosa più veloce mai vista in aria. Il 4 luglio in Oregon è davvero uno spartiacque. C'è anche l'osservazione del sergente Claude Cross. Cosa dice Cross? Lui fornisce un dettaglio fondamentale sulla fisica di questi oggetti. Osserva 3 dischi e nota che il loro colore, a volte biancastro, a volte più brunastro, dipendeva dal riflesso del sole. Aspetta, quindi non emettevano luce propria? Precisamente. Questo è un dettaglio vitale. Non era gas incandescente o roba simile. Stavano guardando superfici solide. Metallo, presumibilmente. Superfici che riflettevano la luce ambientale. E questa fisicità viene ribadita anche da un pilota privato, W.A. Lissi. Lui vede 3 oggetti bianchi in formazione a 10.000 piedi e descrive un movimento laterale, quasi una fluttuazione. Qualcosa che nessun aereo dell'epoca né di oggi, direi, poteva replicare. Giusto. Quindi uniamo un attimo i fili. Abbiamo superfici solide, metalliche, che riflettono il sole. Niente scie di scarico, silenzio assoluto e movimenti pazzeschi. Dinamiche fuori da ogni logica. Cioè, per rendere l'idea, immaginiamo di guardare un proiettile sparato da un fucile. La balistica ci dice che va dritto e poi cade, no? Certo. Ora, immagina che quel proiettile in piena corsa faccia improvvisamente una curva ad angolo retto, senza rallentare di 1 chilometro orario, e continui nel buio totale, senza alcun suono. Infrange praticamente ogni legge dell'aerodinamica. Esatto. Ma la cosa che mi chiedo è questa. Se i militari stavano affrontando tutto ciò, perché in questi moduli non vediamo stime precise al millimetro sulle dimensioni o sulla distanza? Perché mancano questi dati? Sembra un paradosso, ma l'assenza di quei dati è la prova più forte del loro rigore. In quei moduli ci sono tanti campi marcati con la sigla N/S. Non specificato, insomma. Esatto. Qualsiasi pilota sa bene che, guardando il cielo senza un radar, l'occhio umano è pessimo per stabilire le proporzioni. Vero. Senza nuvole o montagne dietro è impossibile. Un oggetto piccolo a 1000 metri appare identico a uno gigantesco a 10 chilometri di distanza. I compilatori di quei fascicoli non stavano inventando numeri a caso solo per riempire le caselle. Quindi ammettevano i loro limiti visivi. Proprio così. Questo approccio dimostra che non volevano confermare una teoria aliena precostituita, volevano dati seri, oggettivi. E questo dà una credibilità enorme al documento. Ma arriviamo a quello che, secondo me, è il punto cruciale di tutta l'analisi. Il caso dell'interazione, immagino. Ed è qui che si fa davvero interessante. Finora abbiamo parlato di osservazioni passive,
Uno guarda, l'oggetto passa, fine del rapporto. Ma nel 48 c'è un caso che ribalta tutto. Sì, un momento chiave. Un pilota è in volo, vede questo oggetto argentato a forma di mezzaluna a circa 1000 piedi. E lui non si limita a guardare, prende l'iniziativa. Tenta un'interazione dinamica. Esatto. Cosa succede precisamente? Il pilota valuta la distanza, stimata in 3 miglia, e imposta una virata a sinistra. Lo fa con l'intento chiaro di avvicinarsi, intercettare e capire cosa fosse. Ok. L'oggetto argentato reagisce, esegue una virata di 90 gradi. 90 gradi? Così, all'istante. All'istante. Stabilisce una nuova rotta, accelera in modo esponenziale e scompare alla vista in appena 5 secondi. E, come sempre, nessun suono udibile, nessuna traccia. Dobbiamo soffermarci sulla fisica di questa cosa. Un aereo a reazione degli anni 40 per virare a quelle velocità ha bisogno di chilometri, giusto? Certo, perché l'aereo si appoggia sull'aria, c'è resistenza. Una virata di 90 gradi fatta istantaneamente, significa ignorare l'inerzia. Qualsiasi materiale o pilota all'interno avrebbe subito delle forze G tali da disintegrare l'alluminio. Forze letali per un essere umano, senza alcun dubbio. L'impossibilità meccanica è palese. Ma c'è un altro aspetto, forse il più allarmante per la sicurezza militare dell'epoca. La reazione stessa. Cioè il fatto che abbia risposto alla manovra del pilota. Esatto. Se colleghiamo tutto questo al quadro generale, un pallone meteo trasportato dal vento, non reagisce all'avvicinamento di un caccia. E nemmeno un meteorite o un bolide luminoso. No, un bolide segue una traiettoria balistica passiva. L'oggetto a mezzaluna del 48, invece, mostra consapevolezza spaziale. Si è accorto di essere seguito. E compie un'azione evasiva calcolata proprio per seminare l'inseguitore. Un comportamento del genere implica un sistema di controllo e propulsione che semplicemente all'epoca nessuno possedeva sulla Terra. Né americani né sovietici. Assolutamente. La propulsione silenziosa ad altissime prestazioni è un enigma ingegneristico, che rimane tale ancora oggi. Questo però solleva un dubbio logico e te lo pongo per mantenere il rigore di questa nostra indagine. Davvero l'esercito escludeva a priori che fossero abbagli clamorosi? Domanda legittima. Nel senso, in quel clima di paranoia diffusa, non c'era il rischio che prendessero per buona qualsiasi segnalazione strana pur di giustificare i fondi o l'allerta? L'analisi del fascicolo smentisce proprio questa idea dell'esercito credulone. C'è ampio spazio dedicato ai casi risolti, quelli derubricati come errori. Tipo un inganno visivo? Sì, guarda il caso di Columbus, in Ohio. Illustra perfettamente il loro metodo. Una testimone civile segnala con un binocolo 2 oggetti allungati, a forma di sigaro senza ali. I famosi sigari volanti, un super classico. Esatto. Si muovevano verso nord-est nel silenzio assoluto. Sembra il profilo perfetto di una vera anomalia. E invece? Invece i militari incrociano immediatamente i dati di volo. Scoprono che in quel quadrante, a quell'ora precisa, stavano passando 2 aerei da combattimento, i P-80. I P-80 Shooting Star, la prima generazione di jet americani. Proprio loro. Ma scusa, i P-80 avevano ali dritte, non a freccia. Ma come fa un P-80 a sembrare un sigaro senza ali? È tutta una questione di prospettiva. L'investigatore ricostruisce l'angolo di visuale della testimone. I P-80 volavano a una quota e a un'inclinazione per cui la donna li vedeva quasi perfettamente di lato e dal basso. Ah, ho capito. Sì, a causa di quello scorcio il muso e la coda si fondevano in una forma cilindrica e il profilo sottile delle ali dritte guardate dal basso contro la luce del cielo diventava praticamente invisibile. Un effetto ottico naturale, in pratica. Esatto, un inganno visivo che ha trasformato 2 caccia in sigari spaziali. E il caso ovviamente fu chiuso. Non stavano cercando conferme per una teoria sugli alieni. Applicavano un setaccio logico spietato, esatto. Filtravano illusioni, riflessi, aerei scambiati per anomalie. Eliminando, l'80% dei rapporti spiegabili, il peso del restante 20% diventa monumentale. Assolutamente sì. I casi inspiegabili, come l'oggetto a mezzaluna, non sono errori di gente inesperta. Sono i casi che hanno superato indagini meticolose. La loro veridicità è certificata proprio dal fatto che l'esercito non ha trovato una scusa logica per chiuderli.
Perché applicare il metodo scientifico significa accettare i dati anche quando demoliscono le tue certezze. Quel 20% era un rompicapo fisico inaccettabile per le difese aeree. Oggetti di metallo capaci di azioni evasive e accelerazioni fuori di testa. Tutto certificato da ufficiali abituati alla precisione chirurgica. Quindi, tirando le somme, cosa significa tutto questo? Cosa impariamo dalle radici di questo enigma? Il fascicolo degli anni 40 non ci dà la risposta finale sull'origine. No, non ci dice chi li pilotava. Esatto, ma certifica in modo irrevocabile che l'apparato militare ha documentato un fenomeno reale, fisico e non identificato. Le fondamenta di questo problema degli UAP moderni poggiano su dati solidi, non su miti. E questo, sai, solleva una domanda importante, torna con la mente al 47. La tecnologia che avevano per tracciare queste cose era rudimentale. L'occhio umano, binocoli, i primissimi radar, molto approssimativi. Esatto. Eppure, con mezzi così basilari, hanno documentato manovre dinamiche impossibili. Il pensiero provocatorio da fare è questo. Se l'osservazione analogica produceva dati del genere, cosa si nasconde oggi negli archivi militari moderni? Già, oggi abbiamo sensori infrarossi, radar avanzatissimi. Reti di satelliti che tracciano ogni millimetro del cielo. Se negli anni 40 era un lampo argentato, oggi, sui monitor della difesa, queste anomalie avranno sicuramente una firma termica perfetta e una tracciabilità impressionante. È una prospettiva che, fa quasi girare la testa. Ridefinisce completamente il fenomeno. Quello che sappiamo noi è solo la superficie di un archivio enorme. Molto probabile, sì. Veramente affascinante. Ringrazio l'esperta con noi oggi per averci aiutato a decodificare questi documenti pazzeschi. Grazie a te, è stato un piacere. E un ringraziamento sentito a chi ci ascolta. Grazie per aver seguito questa analisi tra burocrazia militare e manovre impossibili. Continuate a interrogare i dati e a non accontentarvi mai delle risposte facili. Un saluto caloroso a tutti. A presto e grazie per essere stati con noi.